Bentornati su questa rete e soprattutto bentornati su Medicina Confronto. Oggi vedete che il tema è quello di attualità, c'è una crisi economica molto importante, è una crisi che investe anche la sanità. Abbiamo invitato qui alcuni della Commissione Sanità della Regione del Veneto, con il Presidente Leonardo Padrin e due dei componenti, un altro che doveva essere presente era, lo diciamo subito, Claudio Sinigaglia, ma in questo momento ci sono anche le cosiddette feste o convention del suo partito, del Partito Democratico, quindi all'improvviso ha dovuto dare forfait, anche se ci avrebbe tenuto molto ad esserci. Raffaele Grazia, che per noi in questa trasmissione è una bella entrée, ma che è un politico di grosso spessore e di lungo corso, Raffaele Grazia del UDC e Pietrangelo Pettenò del Partito di Rifondazione Comunista, anche lui di lungo corso ma anche di grande esperienza, specialmente nella difesa dei diritti del cittadino più debole, quindi del cittadino ammalato. Introduciamo subito il tema, ringrazio per esempio la doppia paginata che ha fatto ieri la collega e amica Daniela Boresi sul Gazzettino, ovvero il quotidiano del Nord-Est. Sanità, tutti i reparti a rischio di chiusura, ha portato, vedete eccola qui, poi ha portato l'elenco che la Commissione Ministeriale ha fatto su una scarsa produttività su specifiche però patologie che vanno discusse adesso, e poi c'era il parere di Leonardo Padrin. Padrin è qui oggi che ci dirà, perché l'articolo di Padrin diceva è un momento di riflessione questo dato, ma è un momento anche da valutare perché nella nostra autonomia regionale dobbiamo solo interpretarlo. La spending review viene applicata, sì, però un momentino decidiamo noi in casa come fare. C'è un altro momento politico difficile, la giunta regionale deve presentare le sue schede relativamente alle ULSS, le aziende ULSS sono le 22 più le 2, deve presentare le schede, mancano pochi giorni, non sappiamo ancora niente, però queste schede poi vanno discusse ovviamente dalla Commissione in nome e per conto di tutto il Consiglio regionale Veneto, se non sbaglio. Anche voi credo che siate in attesa di vedere queste schede. Parere del giornalista, noi stiamo vivendo un momento in cui l'assessorato non dà grandi risposte, almeno nella stampa né alla gente. Le famose liste di attesa. Mi trovo un po' in difficoltà a commentare questo. Sì, va bene, io do un parere giornalistico, poi è solo un parere giornalistico ed è un'impressione, non è un fondato parere, è un'impressione. Leggiamo poco sulla stampa di che cosa si sta facendo, specialmente per abbattere le liste di attesa e compagnia bella. Sappiamo anzi, e questo lo direte voi, che è vero che non ci sono soldi, ma per la sanità in Regione Veneto c'è un finanziamento più che adeguato. È vero o no? Partiamo da Padrin. Beh, insomma, intanto, grazie di essere qui intanto. Buongiorno ai telespettatori. Intanto bisogna distinguere, perché i dati di Agenas, che è l'agenzia del Ministero, sono dati aritmetici, quindi loro censiscono che nell'ortopedia dell'ospedale di Pinco Pallino ci sono stati 100 ricoveri, di questi 100 ricoveri 20 sono stati operati, quindi è evidentemente che 80 ricoveri sono stati ricoveri impropri. Oppure dice che nel reparto di ostetricia che si trova a Y, in questo reparto sono nate 100 persone in un anno. Allora, questi dati vanno interpretati, cioè ci possono essere tre situazioni diverse, e cioè quel reparto non serve per quel territorio, quel reparto ha alla guida un professionista che non garantisce i pazienti e quindi c'è un esodo verso altri reparti, oppure rispetto a quel reparto non c'è un bacino sufficiente per cui va ridisegnata la rete di quei reparti. Allora, i dati di Agenas vanno interpretati in questo senso e rappresentano un elemento importante per la discussione delle schede. Cosa devono fare le schede? Le schede devono garantire il cittadino, non possono garantire prima i dipendenti della sanità o tutto quel mondo economico che grava, il termine sbagliato, che serve alla sanità, ma a volte rischia di gravarlo. Perché? Perché ormai abbiamo dei parametri nazionali che sono già disponibili rispetto a quelli che sono i costi medi.
E questo vale per i servizi sanitari, ma vale anche per i servizi non sanitari, quali ad esempio le pulizie, il lavanolo, la sterilizzazione, i pasti. È evidente che dove si è in presenza di un costo diverso da quello medio, bisogna approfondire se esiste un motivo per cui questo costo è un costo reale ed è realmente maggiore perché lo deve essere, oppure se si è in presenza di un atto di distrazione da parte dei direttori generali o qualcosa di addirittura peggiore rispetto a questo. Ci sono altri dati, ad esempio relativamente alle protesi in ortopedia. Abbiamo delle protesi che con lo stesso produttore, comunque lei è medico, per cui voglio dire queste cose qualcosa me le insegna, ci sono le stesse protesi. Hanno prezzi diversi secondo le aziende ULSS. Peggio ancora, queste protesi sono acquistate a 1.300-1.400 euro dalle case di cura private e a 3.000-3.300 euro dalle strutture pubbliche. E non mi si venga a dire che è perché il pubblico paga dopo. E anche sulla questione del pubblico che paga dopo stiamo facendo un dibattito in commissione proprio per capire com'è possibile che comunque ci siano situazioni che si protraggono da anni per cui non c'è un elemento di proporzione fra il numero degli abitanti e quanto viene speso in quelle aree. Mi fermo. Adesso sì, sentiamo un attimo anche gli altri componenti, anche perché spero che ci sia un po' di dibattito in questo, perché questa è la voce della maggioranza, diciamo, anche se va molto d'accordo un po' con tutti il dottor Padrin, perché lo conosciamo molto abile in questo come politico, però ci sono delle cose che devono essere riviste, c'è poco da fare. A parte la spending review che così il governo la propone lineare, invece bisogna andare nei contenuti, andare nel merito. Cosa dice Raffaele Grazia? Ma allora, penso che il Presidente Padrin ha dato dei dati oggettivi e ha presentato una situazione che è reale, non ha fatto una considerazione di parte. Io penso che se siamo politici e amministratori seri, ragioniamo in funzione di conservare, di migliorare comunque un sistema sanitario che io non vorrei che buttassimo al macero solo perché viviamo una situazione di crisi. Noi abbiamo la fortuna di vivere in un contesto come quello veneto, dove abbiamo comunque prestazioni e servizi sanitari eccellenti, non dimentichiamocelo. Io vorrei che noi riuscissimo a aggiornare queste prestazioni e questi servizi, a mantenerli e a migliorarli, avendo anche una attenzione ai costi, alla spesa, un'attenzione alla persona, al paziente. E io credo che il lavoro che abbiamo impostato in Commissione, proprio nella elaborazione del nuovo piano socio-sanitario, ci abbia visto tutti, maggioranza e opposizioni, a lavorare in questo senso. Quasi. Quasi, sì. tutti Sia in di qua questo che di senso, là. sia di qua che di là. Però la stragrande maggioranza insomma, ha collaborato in questa. Certo, ci sono delle posizioni divergenti su molti aspetti. Come è giusto che ci sia. Come è giusto che ci sia. Insomma, ma credo che l'arte della politica sia la capacità di mediare posizioni, idee diverse. Dopodiché nessuno di noi tre, per dire, è medico e quindi rispetto ad alcune considerazioni possiamo fare delle affermazioni che appartengono a una nostra esperienza, magari anche di vita vissuta, a relazioni e rapporti che abbiamo con i soggetti che si occupano di sanità. Quali sono le grandi differenze, se vogliamo? A dire la verità, personalmente io non vedo grandi differenze, nel senso che nel momento in cui abbiamo elaborato le linee guida per la realizzazione del piano sanitario, che lo ricordo essere il completamento appunto dei principi con le schede, le abbiamo sostanzialmente condivise. Oggi sono preoccupato di come le concretizzeremo,
nel senso che non vorrei che la politica, come spesso ha fatto, anche in Veneto, non riesca a tradurle poi concretamente nel territorio, cioè nel senso che buone intenzioni che poi devono calarsi comunque in una realtà territoriale. Significa anche avere la capacità di dire, come ha detto l'articolo di Daniela Boresi sostanzialmente, che ci sono alcune strutture rispetto alle quali è inutile che ci sia la volontà di mantenere un presidio che non svolge fino in fondo il suo lavoro, anche perché personalmente, ma lo dico soprattutto ai cittadini che ci ascoltano, io non andrei mai con un infarto in corso in una struttura ospedaliera che ha sì il reparto di cardiologia, ma che so che per il numero di prestazioni che fa non ha un livello di professionalità tale da darmi la certezza, la quasi certezza di poterne uscire in piedi. Allora, anche su questo abbiamo passato anni dove la politica ha purtroppo determinato, secondo me in maniera sbagliata, il fatto che in ogni struttura ospedaliera doveva esserci ogni reparto. È finita questa epoca. Bene. Eravamo in un'epoca nella quale c'erano risorse, oggi finite le risorse forse iniziamo anche ad avere più attenzione su... Questo è un lodevole principio, ma bisogna cominciare poi ad attuarlo. Sì, infatti, oltre a non essere un esperto, ho avuto anche la fortuna finora di non avere neanche bisogno di medici, e quindi veramente sono poco esperto. Però tutti i giorni, io non so, tutti i giorni, penso anche voi colleghi, insomma, io sono subissato di segnalazioni, per esempio ce n'è una di questi giorni, che è in attuazione di cose di tempo fa, decise tempo fa, l'adeguamento dei costi e dei prezzi per l'assistenza nelle ambulanze. Sì. C'è gente, ci sono casi concreti di persone che dovrebbero spendere, grazie a questa nuova applicazione, 1.000-1.800 anche euro al mese per essere trasportati a fare delle cure nelle camere iperbariche piuttosto che in altre cose. Allora, mettiamoci d'accordo, non è possibile. Cioè, non è possibile. E questa cosa appunto che è uscita sul Gazzettino ed è il tema della discussione sulla riduzione dei costi, il tema vero. È il tema vero, ma anche il tema vero che ci va una riflessione politica, io voglio fare qui, che è il fallimento o l'insufficienza delle politiche regionali in campo sanitario, perché questa cosa adesso la stiamo demandando allo Stato, che con le sue regole ferree della spending review eccetera comincia a dire quali sono gli ospedali quali sono le strutture che... Però questo vuol dire anche che noi nelle regioni in questi anni, seppur una sanità buona, con punti di eccellenza sicuramente in Veneto, non è stata in grado di decidere un modello di assistenza sanitaria che sia in grado di risolvere i problemi dei cittadini, l'ha risolta molto bene in tante parti, ma ne ha lasciate vacanti altre e ha funzionato perché c'era un po' un periodo di vacche grasse e per cui insomma ha tenuto in vita tante cose che ho sentito che dicevate voi, su cui concordo come analisi. Però ha lasciato anche, e questo devo dire è poco sotto i riflettori della politica veneta, molto a desiderare su degli aspetti che sono piccole questioni, ma grandi per chi ce l'ha. Le liste di attesa nel Veneto sono paragonabili a tante altre regioni, vuol dire che c'è un sistema a monte dovuto a questioni anche nazionali eccetera, ma anche a scelte regionali, ma anche a scelte delle direzioni delle ASL, ma anche a mancanze di politiche regionali di un certo tipo. Io dico una cosa, la Regione Veneto in questa stagione deve avere il coraggio, la politica veneta nel campo della sanità sociale deve avere il coraggio di prendersi, o meglio riprendersi delle diciamo così competenze, delle prerogative che oggi che in questi anni ha lasciato in capo alle aziende sanitarie locali, ai baronati di alcune situazioni territoriali, ai diciamo così situazioni di privilegio in alcune aree, ospedali o ASL, e li abbiamo lasciati fare. La Regione ha via via in questi decenni perso la propria competenza in campo sanitario in favore di questa territorializzazione infraprovinciale dentro queste aziende, il quale hanno fatto quello che hanno voluto, potuto e non so cosa. Voi avete però il diritto-dovere di legiferare
programmare e controllare. Ho capito, ma finalmente... Quindi è mancata qualcosa. Certo, è mancato. Adesso, dopo un po' dopo di 16 anni avete fatto finalmente abbiamo dato il piano. Adesso significa che il piano va attuato, vuol dire che... Io sono sostenitore di una politica... Serve una politica nazionale vera nel campo sociosanitario. Dai, cioè voglio dire, io sono regionalista, federalista, autonomista, sono perché ogni realtà più piccola... Ma è evidente che ci vuole una strategia politica nazionale, intervenire sulla questione dell'intramenia piuttosto che cosa. Ci vuole una politica nazionale, intervenire su delle politiche nelle regioni. È lo Stato che deve dare le indicazioni e noi manchiamo. Ci vuole poi, dietro questo, una politica forte regionale che non deve subire le operazioni di Verona, di Padova, Treviso, Venezia e Vicenza. Deve dire la mia linea regionale è questa e tu la attui, e poi il controllo. Ma la politica non è stata un po' qualche volta succube anche dei potentati? Per esempio i sindacati medici con l'intramenia, parlo degli ospedalieri, hanno fatto sempre quello che hanno voluto. Nessun direttore generale è riuscito a sistemare gli ambulatori ospedalieri per tenerli dentro. Perché la medicina di base? Medicina di base è un altro problema grosso, anche quella. Allora parliamone, cioè, avete il diritto-dovere di programmare, controllare e proporre. Ma poi dare l'indirizzo. Il contenitore nazionale si sa. E qui il problema, l'indirizzo dobbiamo dare. E adesso, quando anni fa, guarda, tu conosci molto meglio la questione, infatti chiedo a te una riflessione su questo, perché io sono, ammetto, un neofita della questione, pur avendo in questi anni partecipato e ascoltato moltissimo e provato a capirne qualcosa. Io ho provato anche a rileggermi un po' i dati politici degli ultimi 20 anni. La Regione Veneto ha perso di autorevolezza, intendo come politica regionale in campo sanitario. Sì. Vogliamo o no riprenderla per dare gli indirizzi politico-generali in questo campo e poi che lo attua farà il suo mestiere di attuatore? Vedi, questo due aspetti. Primo, lo Stato si è tenuto quella parte del funzionamento del sistema sanitario che gli permette di dialogare con le grandi lobby, che sono sostanzialmente i medici di medicina generale e l'intramenia e l'extramenia. Cioè fare l'intramenia nel proprio studio è evidente che concede al professionista una libertà incontrollabile. L'altro aspetto invece è una colpa regionale, e cioè i direttori generali sono stati nominati, alcuni bravi e alcuni meno, come non potrebbe essere diversamente, come i consiglieri regionali. Come i consiglieri regionali, in una logica nella quale il direttore generale era il mandatario del potere che gli veniva trasferito dal presidente della regione e diventava non un esecutore delle linee programmatiche della regione, o forse lo era solo per taluni aspetti, ma diventava un'autorità territoriale totalmente autonoma nella propria discrezionalità, che rispondeva alla fine dei 5 anni, evidentemente principalmente al presidente della giunta regionale, di quello che aveva fatto in questo rapporto fiduciario. Mentre il nostro piano, dico il nostro perché è approvato dal Consiglio regionale, il nostro piano parte dal presupposto che la figura del direttore generale sia una figura di esecuzione di quelle che sono le linee programmatiche della regione e che in questo suo ruolo di esecutore e quindi di gestore dell'azienda, ma in esecuzione delle linee programmatiche della regione, sia verificato anche a livello locale dai sindaci. Cioè non è più uno che viene mandato lì e dopo 5 anni uno dice beh è stato bravo o non è stato bravo, ma è uno che annualmente viene verificato, viene sottoposto a un giudizio, come vengono sottoposti a un giudizio i primari che lui nomina. E questo secondo me è un elemento di grande innovazione, cioè il fatto che si possa mettere in discussione e valutare l'operato di un soggetto che in passato era l'autorità più forte sotto tutti i punti di vista, anche politicamente, e lo dico da componente della maggioranza purtroppo, perché alla fine, avendo in mano l'azienda che fa il maggior fatturato e ha il maggior numero di occupati, è evidente che solo tramite la propria gerarchia era in grado di essere influente su quelli che dovevano controllarlo. Spesso poi avevano anche il male della pietra, eccetera, quindi abbiamo visto... Entriamo sul dettaglio. Direttori generali che potevano fare il concorso per gli immobiliari, cioè potevano presentarsi come manager del mondo immobiliare, erano bravissimi, centrali di appalto,
centrali per i lavori. Cioè, ma noi non chiediamo questo, noi appunto abbiamo bisogno di una figura e anche qua abbiamo fatto fino a un certo punto. Lì però ha usato un termine, erano mandatari, cioè nel senso che c'era qualcuno che li ha spronati e qualcuno che ha programmato in funzione di questo. Cioè, non è che il Project Financing nasce dall'idea di qualche direttore generale. No. Tanto per fare un esempio, è vero anche questo. Quello più nasce da una impostazione che dà la regione. No, la regione, che ha dato la regione, chi governava la regione, che poi ha chiesto al proprio mandatario di eseguirlo. Allora, sentite, ci fermiamo 2 minuti per la pubblicità, rimanete con noi, sentite che la cosa si fa molto interessante. State qui. Vittorio Gaia è un commercialista che restava negli anni 80 anche consigliere comunale di Biella. Oh, bravo. Allora, riprendiamo, Pete no. Allora, non abbiamo mai interrotto durante la pausa. No, abbiamo continuato. Pete no. Allora, sti direttori generali, insomma, venderebbero servizi, eccetera. Insomma, tanto pensino a dare la sanità che serve. Quella per il cittadino abbiente, insomma... No, diceva prima il collega Padrini, qui non è la classifica dei bravi, dei meno bravi, dei più amici o clientelari, che non è questo. Ne abbiamo conosciuti che potremmo collocare nelle casistiche più varie. Ma io credo che, almeno io penso così, cioè non è l'approccio a questo ruolo non è questo. Secondo me è proprio il cambio anche qui proprio di cultura, di paradigma. Questi sono amministratori di una cosa, qui bisogna che riflettiamo cosa sono. Sono finiti i soldi, giusto Pete? Sì, ma bisogna che discutiamo cosa sono quelle cose che loro gli diamo da amministrare. Devono continuare a essere delle aziende nei territori che si fanno concorrenza una con l'altra, uso questo termine per capirsi così. Sì. Si fa una concorrenza per prendersi il primario più bravo e chi arriva prima e chi c'ha l'amico di più in regione, per il falso reparto, mi ha aggiunto qualche posto in più. Questo costa, Questo costa e poi determina quelle cose che squalifica da una parte a scapito. Ma noi dobbiamo avere il cuore, il sistema generale e siamo noi che dobbiamo dirgli no, va bene lì, tu il bravo va lì perché dobbiamo fare quella cosa lì e quella invece è un gradino più basso perché aiuta a che diventi bravo lì. E allora queste ASL è arrivato il momento che facciamo una riflessione serena su quelle che servono, se servono tutte queste aziende. Io sono sostenitore che servono meno aziende, perché io ritengo che è sbagliato il concetto di aziendalizzazione così come impostato, che è sfrenato ed è oltre il compito che dovrà avere chi gestisce la sanità. Però voglio dire, siccome le leggi non ce lo consentono, stiamo a ragionare di aziende, ma allora devono essere aziende con una dimensione, con un approccio sul territorio e sulla politica diverso. Quindi non è neanche chi ci metto a governare, è noi che dovremmo dire che ci sono qual è la scatola che gli facciamo gestire. Da 500.000 abitanti e da 50.000. Siamo in chiusura, quindi adesso concludiamo un momentino. Padrini, moralizziamo sta sanità? La rendiamo un servizio al cittadino e non al potere dei direttori, al potere dei primari, al potere del medico, della consort, come si dice, della società medica, dei medici di base, di famiglia. Della lobby, usiamo della lobby che spesso... Qui lo dobbiamo spiegare bene ai telespettatori, che non è un tavolo pieno di sporcizia, fai così ed è pulito. La sanità è un qualcosa che ha al proprio interno delle cose meravigliose anche dal punto di vista etico e delle cose schifose. E queste purtroppo sono sullo stesso piano, funzionano parallelamente, quindi non è che tu in sanità dici io faccio un cambiamento radicale. In sanità, se si vuole fare qualcosa di vero, significa che ogni giorno tiri via una cosa sbagliata e valorizzi una cosa giusta, ma non è che tu dici cambio tutto, perché se dici cambi tutto butti via sì le cose sbagliate, ma anche quelle fantastiche che ci sono. Allora, queste sono destinate a convivere sempre. L'azione dei programmatori e dei gestori dovrebbe essere quella di dire facciamo in modo che tutti possano vedere tutto, per cui se una cosa è proprio negativa e questo diventa evidente, quella la tiriamo via. Raffaele, grazie. Sì, penso che la conclusione poi sia questa, no? Penso, e ripeto quello che dicevo all'inizio, che noi abbiamo l'obbligo di garantire ai cittadini dei servizi che siano efficienti, che siano efficaci,
nella speranza che la politica faccia rispetto alla sanità comunque un passo indietro, perché io non ho mai smentito e continuerò a farlo, che l'ingerenza della politica nella gestione della sanità è stata pesante. Si sono decisi non solo i direttori generali, okay, ma si sono decisi anche primari, non tanto per meriti ma per appartenenze. Sempre meno però. Sempre meno, ma si è fatto molto, si continua anche a fare. Molto spesso i direttori generali premiati erano quelli che avevano accettato supinamente la logica della politica, per cui devi nominare, ecco, che possa servire nella sanità la logica della meritocrazia, che non è solo poi la politica, perché anche il mondo universitario, le baronie universitarie hanno determinato scelte nella sanità non sempre legate a meriti, a capacità, a professionalità. Anche questo è un aspetto. A me piace pensare a un sistema che si evolve, che cresce, che dà servizi, in una logica dove i bravi, i capaci, hanno anche opportunità di poter svolgere la loro professione e la loro. Parlo dei medici, ma anche di tutto il personale, perché poi insomma noi sbaglieremo a pensare alla sanità squisitamente ed esclusivamente per l'ospedale. Parliamo dell'ospedale, del direttore, sì, del personale medico. Guardate che il personale infermieristico ormai è diventato fondamentale. Io penso che una valorizzazione di questa gente che fa ogni giorno con grande e straordinaria professionalità, ma perché sui giornali purtroppo leggiamo solo la parte negativa, gli aspetti negativi, ma ogni errore o ogni morto che può capitare nella sanità, quante sono le persone, le centinaia di persone salvate e tutelate ogni giorno da un sistema fatto anche di persone? Ecco, queste dobbiamo. Però posso dire io, guardate, hanno detto cose giuste, ma non le condivido dal punto di vista della. Perché? Perché queste cose giuste loro fanno affidamento a una cultura che non ci appartiene. È la cultura, per esempio, anglosassone, che di fronte all'indignazione del cittadino rispetto a una cosa fa sparire il ministro, il primo ministro, il medico, il primario, da noi non è così. E quindi per me il messaggio deve essere diverso, cioè deve essere dire, per esempio, meno ASL, meno direttori, quindi più controllabili, più politica regionale che decidiamo a livello regionale, perché così hai l'efficacia. Ma se aspettiamo che sia l'indignazione del cittadino che ti cava via un direttore che fa schifo, non ci sarà mai da noi. Cioè, è una cultura politica che noi non ci appartiene. È come la questione della. Bello, questa nuova trasparenza è straordinaria. Infatti io ci credo, combatto partecipazione, trasparenza, come partecipazione dei cittadini, giusto. Il mondo anglosassone funziona da Dio sta cosa, da noi purtroppo no. Allora, nel ringraziare tutti e tre, Padrin, Grazia e Pettenò, ci diamo un appuntamento tra qualche mese e discutiamo di questo. Con le schede a breve. Con le schede, appena vediamo le schede, anche perché c'è una grande speranza che con le schede si riesca finalmente a fare qualcosa. Ricordiamo ai cittadini che la sanità questa volta ha preso un indirizzo diverso, è una sanità territoriale fornita di ospedali, non è più ospedalocentrica. Ecco, vi ringrazio, qualche luce si vede ancora e non è solo buio, però purtroppo abbiamo ancora dei problemi da risolvere, piuttosto importanti. Grazie a voi tutti che siete venuti, vi aspetto per una prossima volta e a voi cari telespettatori ringrazio per la partecipazione, per averci sentiti, seguiteci alla prossima puntata, sempre su questa rete, sempre la prossima settimana. A presto e soprattutto buona salute.